Amici sportivi, siamo nel post partita tra Giovinazzo e Follonica, con noi il portiere del Giovinazzo, Giovanni Bovo. Una tua considerazione su questa gara? Sì, buonasera a tutti. Era fondamentale vincere per i 3 punti in vista dell'obiettivo salvezza, e sapevamo che il Follonica comunque è una grandissima squadra. Viene magari da un periodo un po' negativo, però fa parte dell'intero campionato, ma comunque come squadra faccio i complimenti anche loro perché sono veramente una bella squadra con un bel allenatore. Noi stiamo vivendo un periodo magari positivo sia in campionato che in VSE e dobbiamo continuare con questa mentalità, con la testa vuota, rilassata e soprattutto in casa portare a casa i 3 punti. Adesso c'è la possibilità di accorciare ancora sul Novara con la partita di mercoledì a Valdagno. Sì, contro il Valdagno sicuramente in casa loro sarà molto difficile portare a casa i 3 punti, però comunque noi ci proviamo, andiamo là senza magari pressioni, perché comunque loro stanno giocando veramente bene, è la mia ex squadra, infatti li conosco bene tutti quanti. Loro sono forti, noi andiamo là, non abbiamo niente da perdere, andiamo là, ce la giochiamo, la pallina è tonda e magari portiamo a casa anche il risultato. Mi auguro che ti riservino una grande accoglienza. Sì, i tifosi là, i giocatori comunque sono ancora al loro amico, non è cambiato niente. Sì. Esattamente, poi ci sarà il Breganze e fra 15 giorni nuovamente qui in casa contro il Sarzana. In queste 3 gare bisogna vedere che cosa vuole recitare il Giovinazzo. Certo, contro il Braganza è una partita fondamentale. Se riusciamo a vincere e stacchiamo ancora di più, perché più che altro noi dobbiamo vincere contro le dirette avversarie per la salvezza e il Braganza è una di queste. Quindi se riusciamo a portare a casa i 3 punti là e magari possiamo anche tirare un po' un sospiro di sollievo e proseguire fino alla fine della stagione. Ma tanto tutte le squadre rimangono impressionate dal gioco del Giovinazzo, vengono qui cercando di farsi una gita, però poi si rendono conto che non è così. No, sicuramente adesso col cambio di allenatore, non so, io sono arrivato che c'era Giappino e con qualche innesto nuovo sicuramente abbiamo una squadra più completa rispetto a magari l'inizio del campionato. Anche il Giovinazzo purtroppo è stato anche sfortunato perché ci sono state tante rotture, tanti infortuni, però comunque adesso con una bella preparazione, con gli allenamenti fatti bene eccetera, stiamo avendo i nostri risultati. E allora diamo ai tifosi la gioia di poter rivederci al Palapanzini con dei punti in più in classifica. Certo, vi aspetto tutti quanti al Palapanzini la prossima volta che veniamo qua e spero che il palazzetto sia pieno come questa sera. Alla prossima, grazie.